Giornate fai oggi qui in questura abbiamo visto già i ragazzi che stanno apprezzando i luoghi fai della questura. Prego, prego. Sì, come hai già annunciato nella conferenza stampa di presentazione per le giornate di apertura FAI, anche la Polizia di Stato partecipa attivamente a questo evento che è importantissimo a livello nazionale, anche, inserito naturalmente anche nel programma di Agrigento Capitale della Cultura 2025. È una opportunità ulteriore per rendere visibile, rendere fruibile dei beni che in qualche modo sono nascosti all'interno di una città bellissima come quella di Agrigento, che già ha tantissimo da mostrare e tantissimo conosciuto, ma anche qui ci sono dei tesori nascosti, dei piccoli tesori nascosti. La questura partecipa attraverso la presentazione del suo sito archeologico presente nella caserma Anghelone, e con la sua piccola mostra nella piccola area museale che abbiamo al nostro interno, con i reperti trovati durante gli scavi, che una volta erano custoditi all'interno del museo Grifo e adesso invece sono fruibili e contestualizzati all'interno della nostra caserma, perché facciamo vedere direttamente dal sito archeologico, effettivamente attraverso un percorso anche di ricostruzione storica con una cartellonistica illustrata ad hoc, che cosa erano questi oggetti, come si collocavano all'interno del sito archeologico e qual era l'importanza per l'antica Agragas di questo sito e di questi oggetti ivi ritrovati. Giuseppe Taibbi oggi qui al via le giornate fai in un luogo importante e bello che è la questura di Agrigento, che riserva dei tesori nascosti. Siamo onorati di essere qui e ringraziamo il questore e tutto lo staff per poter essere alla caserma Anghelone. Ci sono dei pezzi preistorici importanti che sono sicuro i ragazzi sapranno apprezzare, ma noi siamo presenti anche alla caserma dei Carabinieri, oggi siamo presenti anche in due chiese, ringraziamo la diocesi, Santa Caterina e Santa Croce, siamo presenti anche al monastero di Santo Spirito, ringraziamo il comune, all'interno un'opera di Malagigi, ci colleghiamo così alle giornate insomma di Agrigento, capitale italiana della cultura. Pertanto vi invitiamo a partecipare, i ragazzi, i genitori, tutti i cittadini di Agrigento e provincia, 9, 13, 15, 18, oggi e domani, veniteci a trovare, giornate di bellezza, ma siate anche generosi perché la nostra giornata è raccolta fondi. La vostra è una missione, la missione del FAI. Eh sì, la missione del FAI, una missione che copre anche oggi in particolare la Colimbetra. Il FAI è fondo ambiente, quindi si occupa anche di ambiente, ci siamo occupati di valorizzazione del patrimonio storico-artistico, di paesaggio, oggi ancora di più di ambiente, perché ai giovani dobbiamo lasciare una terra migliore, un mondo migliore. Ruben, oggi sono coinvolte tante scuole della nostra zona. E stiamo vedendo anche un interesse dei ragazzi verso queste giornate FAI. Sì, siamo contentissimi di questo, era il nostro intento sin dall'inizio comunque coinvolgere i giovani e far conoscere loro i beni e tutte le bellezze che ci sono nel nostro territorio. È una missione del FAI e speriamo di portarla avanti per tanto tempo. Ecco, tra i luoghi FAI anche quello del giardino della Colimbetra? Sì, il giardino della Colimbetra è un bene del FAI, uno dei 72, che il FAI ha restaurato e riaperto al pubblico grazie alla raccolta fondi e a giornate come le giornate FAI d'autunno, che sono appunto destinate a raccogliere appunto fondi per i nostri restauri, le nostre riaperture e la valorizzazione di beni culturali in giro per tutta Italia. Il giardino della Colimbetra è aperto dalle 10 alle 18, è aperto per giornate FAI d'autunno, ma ovviamente è aperto tutti i giorni, quindi vi invitiamo a visitarlo. Oggi 11 ottobre ci sarà la possibilità di visitare gli scavi guidati dalla professoressa Lambrugo dell'Università di Milano, scavi archeologici ovviamente in collaborazione con il Parco della Valle dei Templi. Poi ci sarà domani invece, domenica 12, ci sarà la visita con me alle ore 11. Poi entrambi i giorni ci sarà la possibilità di visitare l'ipogeo Colimbetra Porta Quinta insieme agli amici di Agrigento Sotterranea.
Che ne pensi di questa iniziativa? È stata molto bella, molto ispirativa e molto culturale. Ne vuoi dire qualcosa? No, sono d'accordo che col ragazzino, anche perché sono dei luoghi che non si erano mai visti aperti al pubblico, e quindi è una buona opportunità per tutti per Tu poter... vuoi dire qualcosa? Sì, a me questa esperienza è piaciuta tantissimo. C'erano cose antiche dell'antica Grecia, poi abbiamo visitato dei vachetti. Vi consiglio di venire tutti qui. Professor None, concluda lei. Io concludo dicendo che ringrazio intanto per l'invito la delegazione provinciale, perché è sempre una grande opportunità per i ragazzi, e quindi noi professori così facciamo da testimoni per vie traverse, anche per far sì che nasca nei ragazzi l'amore per la bellezza che ci circonda. Lei spiega ai ragazzi, mi dica qualcosa, sì. Noi siamo qui nella mostra Segreta Agrigento, Radici d'Antico, e è una mostra che spiega come gli antichi in quest'area della città, che era dentro la caserma Angelone, vivevano, e in particolare grazie agli scavi che sono stati condotti negli anni 60 dal compianto Ernesto Di Niro, vediamo proprio come diciamo, gli antichi vivevano qui, vediamo i materiali che hanno recuperato all'interno di questi scavi, e noi Università di Bologna, in collaborazione con il Parco Valle dei Templi di Agrigento, siamo riusciti a valorizzare questi materiali con questa mostra, proprio per restituire alla comunità di Agrigento una parte importante della loro storia.